vi chiedo un applauso. Io sarò molto sincera, non mi ricordo il nome della band. Double Window. Ecco, vi chiedo un applauso per i Double Window che hanno suonato prima di noi sotto le intemperie e un applauso anche a voi che non potete ascoltarli. E all'inno di Viva il Punk Rock, questo è l'ultimo pezzo con il quale vi saluto e come potete vedere la bottiglia è decisamente scesa e io sono decisamente stanca e questo pezzo si chiama K2. Deve andare così. Questo pezzo si chiama K2! Che meraviglia! Se avessi un corpo immenso su cui puoi camminare, ti avrei lasciato il tempo di imparare a capire come si fa a scalare ogni mia parete, dove mi puoi toccare, dove è meglio lasciar stare, ma tu sai galleggiare, ce lo ricordi sempre, mi puoi risalire senza doverti sforzare, ma mi illudevo soltanto che da lì in alto se il mondo mi fosse caduto in testa tu con le mani l'avresti protetta. Tra una mia camicia e 3 centimetri di fascia scoperta vorrei che tu immaginassi come stanotte mi ha un po' persa, lui era il meglio, era buono e sapeva fare cose che tu non puoi immaginare, come chiedermi di restare, ma io non dormo per nessuno, illudevo soltanto che da lì in alto se il mondo mi fosse caduto in testa tu con le mani l'avresti protetta, mi illudevo soltanto che da lì in alto se il mondo mi fosse caduto in testa con le mani l'avresti protetta. Io sono così piccola che mi vuoi calpestare, come diceva quella canzone, guarda com'è profondo il mare, mi illudevo soltanto che da lì in alto se il mondo mi fosse caduto in testa tu con le mani l'avresti protetta, mi illudevo soltanto che da lì in alto se il mondo mi fosse caduto in testa con le mani l'avresti protetta. Georgina, scrivete vicino a me per favore. Siete delle brutte persone, state facendo una figura orribile, io ve lo dico. Grazie, fare un altro giro per voi. Ciao ragazzi, c'eravamo anche noi. Grazie a voi, grazie a tutti, Giorgio. Grazie a tutti. Parli di protagonismo. Tengo a precisare che l'ho invitato a suonare con me, ma ha detto che era meglio se cantavo solo.